con Sulciute che proprio vince la palla 2 in questo momento. Ivezic l'1 contro 1 per lei, guarda il cronometro, 4 secondi, 3, va fino in fondo, segna, subisce il fallo, si va dall'altra parte, subito palla dentro, scarico fuori per Sulciute che prende il tiro da 3 punti. Davis di nuovo per Kacerik che prende il tiro da 3 punti e realizza la tripla con la finta, l'esitazione, di nuovo per Ivezic in ala, fino in fondo lo scarico fatto molto bene per Marcella Filippi. Le uscite per Marangoni sotto canestro, gli altri blocchi, la stoppata di Filippi su Brunner, fino in fondo scarica la palla per un tiro da 3 punti di Filippi che realizza la tripla. Gianolla a spingere, 3 contro 3, la palla subito, il tiro in transizione da 3 punti per Ivezic. Davis intanto a ricevere in guardia, prende il tiro da 3 punti, 3 secondi da giocare, 2 secondi, il tiro allo scadere dei 24 è realizzato da Pertile, in palleggio per Sulciute, dentro per Fassina, il reverse per Sbrissa, per Fassina, dentro la palla per il bel taglio sotto canestro di Sulciute, palla in ala, torna su in guardia per un tiro liberissimo da 3 punti di Kacerik, da quarta a quarta, subito dall'altra parte, andare fino in fondo a realizzare il pareggio. Si gioca per far uscire Kacerik che esce, riceve da 3 punti, prende il tiro solo da 2, batte 2 volte sul ferro. Le uscite, i blocchi per Gianolla, dentro subito per Ivezic, fatto molto bene. Torino in attacco, la palla gira per linee esterne per un tiro da 3 punti di Marangoni che ridà la parità. Quarta la pressione difensiva e il recupero di Jasmine Bailey, lo scarico molto bene per il tiro facile di Egle Sulciute. Blocchi le uscite, la palla dentro per Ivezic, molto bene, finte di Ivezic, si gira sul perno, batte 2 volte sul ferro, 5 secondi, Brunner fino in fondo, sbaglia il tiro, controlla, rimbalzo offensivo, ancora Torino che realizza da sotto. Bailey col palleggio vivo, fino in fondo Bailey ad appoggiare al tabellone, altri 2 punti. Il pick and roll alti, la palla dentro molto bene per Keys che realizza in ala per Filippi, il passaggio sul lato opposto per Ivezic che col semigancio realizza altri 2 punti. La zampata del definitivo KO a Torino con l'uscita per Ivezic che prende la tripla, massimo vantaggio della partita, 61 fila, 48 Torino per Fabri, fuori nell'angolo per Tonello che prende la tripla, sbaglia la tripla, controlla il rimbalzo, Filippi 1, il tiro da molto lontano di Quarta che sbaglia. E si conclude così la partita che vede vincitrice il Fila San Martino di Luperi